L'avventura del trofeo di volley in memoria al Gianni ed Oriana Campesan è partita con la presentazione ufficiale ad Abano. Erano presenti i maggiori attori delle Terme Euganee, insieme a FIPA Padova e il Comitato Regionale Veneto. Le Terme Abano Montegrotto, un territorio a misura di sportivo con una risorsa termale tra le più apprezzate per chi vuole adottare uno stile di vita sano, ha fatto da cornice alle 16 migliori formazioni femminili under 16, pervenute da tutta Italia, sicuro serbatoio della pallavolo rosa nazionale. Le terme e lo sport sicuramente un binomio vincente, l'ha detto anche il presidente Malagò a dicembre, in cui appunto si auspicava che tutti gli atleti facessero le cure termali visti i risultati ottenuti dalla squadra delle Fiamme Gialle. E perché un binomio vincente? Perché il principio antinfiammatorio del nostro fango è particolarmente adatto a chi sottopone il proprio fisico a un forte stress. Tra l'altro è importante anche sottolineare che non ci sono effetti collaterali rispetto magari ad altri farmaci di riferimento per le stesse funzioni. Il Veneto con questo torneo inserisce un altro tassello per continuare a rimanere al vertice dello sport nazionale. Ma indubbiamente la pallavolo è al secondo posto in Italia come movimento sportivo nella sua federazione, ma è anche un movimento che raggruppa migliaia di appassionati. Se Padova ne ha 10.000, in tutto il Veneto credo che siano oltre 50.000 gli iscritti a questa federazione, quindi vuol dire che veramente è un movimento che è cresciuto negli ultimi anni e che secondo me sta diventando sta insediando il vertice al calcio, e quindi credo che questo è molto importante, una competizione sana fra federazioni a fare appassionare sempre di più i nostri giovani. Il pericolo in questo momento è l'abbandono. La pallavolo ha saputo recuperare moltissimi ragazzi che abbandonavano lo sport e non si divertivano più con lo sport. Invece viva la pallavolo che ha saputo cogliere questo messaggio di sconfiggere l'abbandono allo sport. Un augurio è stato rivolto alle promettenti atlete da Chiara Dall'Ora. Ma io dico che la pallavolo è un divertimento, è un gioco. Se poi diventerà il vostro lavoro, ben venga, però non deve mai mancare il fatto di divertirsi in campo e di avere piacere di stare in palestra e stare insieme alle compagne. Ognuno ha un suo obiettivo e avrà una sua strada, non per forza deve essere quella della Serie A, della Serie B o comunque qualsiasi strada voi intraprendiate, a qualsiasi livello voi arriverete a giocare, comunque è un traguardo e sarà comunque una grossa soddisfazione, quindi continuate a giocare che la pallavolo è un bellissimo sport. Il presidente della FIPA Padova ha descritto l'eccezionalità dell'evento sportivo. Importante salto di qualità, siamo passati da 12 formazioni della passata edizione alle 16 attuali con non un solo aumento di quantità ma con un grandissimo aumento anche di qualità. Possiamo tranquillamente definire la manifestazione come un anticipo della finale nazionale della categoria principe giovanile nel settore femminile che è l'Under 16. Siamo molto contenti, siamo anche stati costretti purtroppo alla chiusura delle iscrizioni a dover dire di no a qualche formazione importante. Questo ci ha fatto capire la considerazione che ormai questo torneo partito 3 anni fa la considerazione alta che ha a livello nazionale. Le squadre per questa edizione sono passate da 12 a 16, utilizzando ben 8 campi da gioco e coinvolgendo, oltre che i comuni di Abano e Montegrotto, anche i palazzetti di altre località limitrofe, come Battaglia Terme, Limena e Torreglia. Le partite sono state giocate l'1 e il 2 febbraio, suddividendo le squadre in 4 gironi. Nel girone A erano presenti Volley Rock Casal de Pazzi, Volley Club Le Signe, Poppa Pedretti Bergamo, Le Ali di Padova. Nel girone B, Orago, Progetto Docchieri, Bruel Bassano, Pallavolo Antares. Nel girone C, San Donà, Giovoli Reggio Emilia, Idea Volley, Spes Conegliano. E nel girone D, Fiume Veneto, Anderlini Modena, Teodoro Ravenna, Pulpatario. A sentire i nomi delle società presenti si intuisce subito che le squadre più blasonate d'Italia c'erano tutte,
a garanzia di un evento di livello tecnico eccezionale. Nelle qualifiche dei gironi si sono poste subito in luce Volley Casal de Pazzi Roma, Progetto Volley Doc Chieri, Libertas Fiume Veneto e Teodora Ravenna, che hanno potuto giocare così la fase finale dal primo al quarto posto, presso il Palaberta di Montegrotto Terme. In seguito la Libertas Fiume Veneto e Teodora Ravenna si sono dovute accontentare del terzo e quarto posto. In un Palaberta del tutto esaurito si è aggiudicato il trofeo ambitissimo il progetto Volley Doc Chieri, che ha battuto le campionesse uscenti del Volley Casal de Pazzi per 3-1. Finale emozionante ed equilibrata, di altissimo livello, come del resto tutte le partite precedentemente giocate. Il Chieri ha rimontato a sorpresa nel quarto set il Casal de Pazzi dal 24-18 al 26-24, chiudendo finale e manifestazione. Al termine della finale, tutte le squadre sono state premiate da un comitato formato da amministratori locali e dirigenti FIPAF e CONI. Un momento di particolare commozione si è avuto con il saluto di Anna Campesan, sorella di Gianni, e Pietro Paolin, fratello di Doriana, che hanno ricordato i due amici della pallavolo ai quali è dedicato il torneo. Un ricordo è stato consegnato anche a Nadia Tavolieri, giocatrice della Teodora Ravenna, pluriscudettata negli anni '80 e che a sua volta ha premiato l'MPV del torneo, la giocatrice di Bassano Ulrike Bridi. A rendere possibile la perfetta riuscita della manifestazione hanno contribuito molte società padovane: Medoacus, Pulpatavium, MPF Euganea, Thermal Volley, Due Monti Abano, Giare e Berta Volley, oltre naturalmente agli arbitri che nell'occasione del Memorial Campesan hanno svolto anche un corso incentivante di livello regionale. Le impressioni a caldo dei protagonisti del gioco. Noi siamo stati molto bravi a non mollare mai e a crederci. Il quarto set sotto 24-20 lo dimostra. Siamo partiti con l'idea di venire qua per confrontarci con altre realtà importanti, non pensavamo di fare così bene. Siamo cresciuti soprattutto in fiducia partita dopo partita e penso che abbiamo fatto una discreta finale comunque, dopo un bel torneo con tante partite intense, quindi comunque anche fisicamente non siamo arrivati poi al top, però ci abbiamo messo tanta voglia e non abbiamo mai mollato. È stata una grande soddisfazione, non era una vittoria così aspettata e sono molto contenta. Secondo me questo torneo serviva tanto per la nostra squadra perché abbiamo cresciuto anche sotto queste partite, perché a Lazio quando giochiamo non ci sono così squadre così forti e quindi qui è importante già concentrare e stare sempre in gioco. Io sono molto contento che siamo arrivati in secondi, ma lo sai, questo adesso lo sappiamo che queste squadre che come giocano, quindi il nostro obiettivo certo è arrivare sulla finale, sulla nazionale e poi dopo lì fare il migliore risultato che possiamo. Lo sappiamo dove abbiamo sbagliato tanto, quindi è importante che cresciamo ancora. Questo torneo per noi è stato comunque un'esperienza per migliorare e crescere come squadra, perché non siamo tutte della stessa società ma siamo in prestito alcune, quindi è stata un'esperienza che ci è servita anche per conoscere squadre che incontreremo ai nazionali se ci arriviamo e niente, questo. Abbiamo fatto una grande esperienza perché ci siamo accorti del livello che c'è in tutta Italia, quindi dovremmo sicuramente migliorare in allenamento e lavorare di più perché ce la possiamo fare a portare a casa il titolo dei nazionali. Ci sono sicuramente stati degli alti e bassi, non siamo sempre riusciti a dare il massimo, ma una compagna compensava l'altra e con questo siamo riusciti ad andare sempre avanti e questo ci ha dato la grinta e la forza per arrivare al risultato che abbiamo raggiunto. Dalle parole dei protagonisti si evidenzia che l'obiettivo della FIPA di Padova è stato raggiunto alla grande, quando si chiede a tutti loro se vorranno ripetere l'esperienza. Certamente, perché è stato organizzato tra l'altro ottimamente, quindi ringrazio con quell'occasione per ringraziare comunque la federazione di Padova, gli organizzatori, perché è veramente un bellissimo torneo, altissimo livello, che serve alle ragazze per fare un'importante esperienza. Il bilancio finale lo affidiamo a Fabio Nardo,
presidente della FIPAV di Padova. Abbiamo assistito a 2 giorni nel bacino termale di pallavolo eccezionale dal punto di vista della tecnica. Abbiamo definito questa manifestazione l'anticipo della finale nazionale di categoria Under 16, la categoria principe a livello giovanile, veramente perfetta, grandissimo livello pallavolistico, ottima l'organizzazione da parte di chi ci ha ospitato qui nel bacino termale, le squadre sono state veramente tutte molto contente, quasi tutte ci hanno detto alla fine della manifestazione: mi raccomando, non dimenticarti di noi la prossima stagione. Adesso io sono qui a dire che non ci dimentichiamo di nessuno, chiaramente, e ci sarà senz'altro la 4ª edizione del Memoria Campesan nella prossima stagione sportiva. Appuntamento alle società di volley per il prossimo anno, che sicuramente non vorranno perdere l'occasione di partecipare ancora a questa importante esperienza sportiva veneta.